Ci può spiegare un pochino l'iter perché hanno scelto Loreo per fare questo? L'iter è questo qua è un privato che deve chiedere l'autorizzazione alla regione perché non è né il sindaco di Loreo, l'ho detto tante altre volte, e né i miei assessori, i miei consiglieri che dicono sì o no. Noi non siamo deputati a decidere se la qualità dell'impianto è buona o meno, sono altri enti che devono farlo, e in virtù a questo decideremo anche noi, e questo è pacifico. Questo qua è un privato che sta chiedendo l'autorizzazione di insediare un impianto di depurazione fanghi civili non pericolosi nell'area della zona AIA di Loreo, e che comunque sì, andrà comunque a disposizione di Acque Venete, perché fondamentalmente poi dopo stiamo parlando di depurazione di fanghi civili, e quindi andrà comunque a disposizione di un gestore pubblico che poi siamo tutti noi, i nostri comuni della provincia di Rovigo. Ecco, io mi sono preso due o tre appunti. Uno degli attacchi che le dicono siamo contrari che il Polesine debba farsi carico di tutti i fatti derivati dalla depurazione delle acque del Veneto. Quindi tutto il Veneto riverserà i fanghi qua a questo Assolutamente impianto. no, ma guardi, se lei chiede al sindaco di Loreo cosa vorrebbe nell'area industriale, nell'AIA oggi come sindaco o come cittadino di Loreo, io ci tengo quanto gli altri che sbandierano la salute, ci tengo in primis anch'io, cioè la prima cosa vorrei anche, come posso dire, la premessa è che ci deve essere sempre la tranquillità, la sicurezza e la certezza della salute delle nostre persone del territorio, non solo quelle di Loreo, ma anche di questo territorio più vasto e anche dell'ambiente. Sono anche presidente dell'ente parco. Figuriamoci se io non ho sotto mano questa esigenza oppure questa priorità. Detto questo, se parla con Moreno Gasparini, vorrebbe una fabbrica di panettoni, come spesso si suol dire, no? Però capisco anche che non possa essere tanto, come posso dire, bello sentir parlare di depuratore di fanghi, però quando ci muoviamo e guardiamo più in là del nostro naso, come qualcuno ha fomentato che io pensi, se noi ragioniamo sul fatto di migliorare la tranquillità sul fatto dello smaltimento dei fanghi che fino a ieri venivano buttati sui campi tal quale, questi fanghi, e poi dopo noi buttandoli sui campi ce li rimangiavamo attraverso quello che è un ciclo completo, vedi il discorso Coimpo, che buttati sui campi poi dopo noi andavamo a rinutrirci di quello che era non corretto o non sano. Qui invece stiamo parlando, io credo che questo impianto qua risolva anche il problema di business. Perché ora alla fine, se l'essere umano va abbiamo scoperto dagli anni 40 in poi, sempre di più, poi con la ventenne di Vicenza, che i PFAS esistono, e esistono molteplici tipologie, quelle dentro l'essere umano sono poi dopo, se noi le espelliamo in qualche modo, dobbiamo espellerle, e se espelliamo e vanno nei campi ce le rimangiamo, signori, perché andremo a mangiare la carota, andremo a mangiare la patata, andremo a mangiare il grano, andremo a mangiare il radicchio e così via. Quindi i fanghi buttati in campagna tal quale, buttati sui campi arati sotto, significa che noi andiamo a rimangiarci tal quale. Se invece esiste un impianto di depurazione che abbatte quasi totalmente questi inquinanti, e abbiamo la certezza, ma non perché lo dice Moreno Gasparini, sindaco di Loro o presidente del parco, perché ce lo deve dire l'ASL, perché ce lo deve dire l'Istituto Superiore di Sanità, e se abbiamo una certezza su questo, perché non deve installarsi un impianto? Chi siamo noi a dir di no? Se qualcuno più in alto di noi dice che può andare bene, non siamo noi deputati a decidere, o come qualcuno domenica è uscito sul giornale che è un politico di vecchio corso, che si vende per politico di vecchio corso e non sa neanche cosa vuol dire PAU, che sarebbe? Che è il procedimento autorizzativo unico regionale, che lo dà una commissione tecnica. L'abbiamo anche sentito dall'assessore Valeria Mantovan, che pochi giorni fa
hai messo in rete un video e ha specificato anche lei che è un aspetto puramente tecnico quello di valutazione di quell'impianto. Non è né Moreno Gasparini né Zaia che decidono queste cose, non c'è nessuna tipologia e nessun ordine di scuderia della Lega che faccia sì che Moreno debba dire di sì o di no. Di certo c'è che questi impianti qua, io sono andato a vederne uno in Francia ce n'è, io non ne ho visitato uno che ha quasi 20 anni e lì intorno ci sono ristoranti, negozi e quant'altro, non si sente puzza, non si sente niente, ma questo non significa che io sia la verità per tutti e per tutto. Io devo comunque attenermi a quello che dice l'Istituto Superiore di Sanità e quello che mi dice l'ASL. Ho avuto diversi contatti con il direttore dell'ASL perché voglio capire fino in fondo cosa vuol dire questo impianto qua. Perché la salute e quella dei cittadini in primis, ma anche quella dell'ambiente, deve essere certissima su questo punto. Quando si parla di inceneritore, questo qua non ho ancora capito, è un inceneritore o cosa? Non è un inceneritore. Gli inceneritori servono a bruciare la parte secca, volendo, la parte secca dei rifiuti solidi urbani o assimilati. In questo caso invece? Questo qua è un ossidatore termico sul letto fluido da sabbia. Quindi questo qua porta in temperatura, sì, ma con le temperature alte si riescono ad abbattere le parti nocive, ma quello che ne esce è un prodotto secco che ho visto con i miei occhi, è un prodotto secco che è calce, che è nitrato di calcio da una parte, ma con una grande quantità di fosforo che prende la strada della composizione assimilata ai concimi organici per il prodotto in agricoltura. Un'altra cosa che c'era in uno degli articoli che appunto lei citava di domenica, allora ci saranno il passaggio di 1000-1100 camion all'anno, non pochi, da accogliere con leggerezza, soprattutto in un territorio dove l'aria risulta fra le più inquinate. Quindi ci sarà questo movimento o secondo lei o ha già dei report che non sarà di questa entità? Ma guardi, prima ho fatto una battuta che fa ridere, il sindaco di Loreo vorrebbe una fabbrica di panettoni. Anche la fabbrica di panettoni ha i camion che vengono. Ecco, i 1100 camion ci saranno, credo, perché sono circa 3-4 camion al giorno, però su una statistica dove la provinciale assorbe sul passaggio su Loreo, assorbe circa 280-290 camion al giorno medi, che sono giorni che superano i 300, da 302 a 303 a 300 poco cambia. Se lì si insediasse qualsiasi altra fabbrica ci sarebbero comunque i 2, 3, 4 camion al giorno che passerebbero, se vogliamo uno sviluppo. Tant'è che, faccio un inciso che va fuori dalla nostra chiacchierata di oggi, ma tant'è che l'AIA, che è nata prima del parco, che è nata nel 77, aveva proprio come scopo, assieme ai comuni, si chiama proprio AIA perché area industriale attrezzata, di sviluppare 152 ettari sotto il punto di vista artigianale industriale, che non è successo questo, perché poi dopo abbiamo visto il grafico della crisi dal 2000 in poi che non si è sviluppato tutto questo, perché lì ci sono comunque aziende importanti come la Cartiera, Adriatica e tante altre, ma che non sono il completo di tutto quello che è l'AIA. Se l'AIA si fosse sviluppata al 100% di quello che era l'obiettivo del 77, allora sì che avremo tante più fabbriche. Allora quindi tanti più camion. Ecco, tra l'altro so che c'è un progetto, tra l'altro nella parte AIA del comune di Ardea, per un'altra fabbrica forse molto più impattante. Di questo se ne sta parlando, che deve essere l'Alchemia Spa. No, l'Alchemia è arrivato, sono arrivati in questi giorni, ma è arrivato nel comune di Ardea, che è ripartito il procedimento autorizzativo per riaprire Alchemia che tratta rifiuti pericolosi. Questo qua sarebbe a carico del comune di Ardea. È a carico del comune di Ardea. Ma guardi, non stiamo qua a spostare né l'attenzione sui fanghi civili né sui fanghi o sui prodotti pericolosi di Alchemia. A pelle mi verrebbe da dirle, perché non pensiamo ad Alchemia, che è molto più impattante rispetto al depuratore di fanghi? E dico che io devo rispondere alla stessa maniera, devo essere certo che nessuno dei due inquini, perché dopo se lei mi parla di politica, se lei mi parla di comitati, se lei mi parla
di cortei che sono andati davanti al parco invece di andare davanti alla regione, perché davanti al parco sono andati per cosa? Per fare un po' di cinema politico per Portoviro. Cioè, pensa che questo fatto è stato strumentalizzato anche per un discorso, l'ha detto più di una volta, di campagna elettorale in un paio di comuni, mi riferisco a Portoviro, Rosolino in particolare, e dopo un pochino tutti gli hanno cavalcato, e questo, cioè, questa è una sua perplessità che guardi, abbiamo visto diventare paladini della salute e dell'ambiente dalla sera alla mattina persone che non sono mai interessate a questo. Abbiamo visto nascere comitati dalla sera alla mattina che non si sono mai interessati a questo. Abbiamo visto minoranze che tentano di fare l'operazione di disturbo alle maggioranze, che sono maggioranze che dopo fanno fatica a gestire le minoranze. Io vedo che i comitati loro non sono nati. Io parlo con la gente mi dice: sindaco, se sei tranquillo e hai le nozioni e le informazioni necessarie e dovute da parte chi è competente a decidere in qualità di salute e ambiente, vai avanti. Questo è quello che abbiamo visto fuori, i comitati, il corteo, i candidati sindaci. Queste sono tutte operazioni puramente politiche del momento. Ecco, l'ultima parola quindi per fare questo, al di là della partecipazione e dell'impegno di Loreo, cos'è l'ULSS che dovrà decidere? Cioè, l'ultima parola sarà l'ULSS che dovrà dare, e quando la darà? La 5 Polesana no, la data non la so, ma logicamente anche l'accordo di programma, che noi andremo, la cosa dell'accordo di programma che questa sera andremo ad approvare il Consiglio Comunale, è finalizzata a quella risposta lì. Cioè non vale niente se c'è un minimo dubbio della qualità della salute delle persone e dell'ambiente. Forse stiamo parlando tanto, si è parlato tanto di questo argomento, ma senza mai entrare nei particolari. Da parte mia ci sarà sempre l'attenzione massima per quanto riguarda la salute delle persone in primis, ma non solo di loro, di tutto il territorio, e anche dell'ambiente. Sono presidente del parco. Se io avessi il minimo dubbio che questa azienda o altre, vedi Alchemia che è tra virgolette più pericolosa, andassero a impattare o a frenare anche una minima parte di quello che può essere lo sviluppo turistico sul territorio, e direi che non ci sono strumenti di convincimento o altro perché possano far sì che questo vada avanti. Assolutamente no. Io devo avere la certezza e so benissimo che questo va in impianto. Dopo, guardi, quando sono in Francia ho visto un capannone da 20 metri di provinciato, 3 metri e mezzo. Tra l'altro Camilla mi diceva fuori onda prima che sarà monitorato dall'ARPAV con la certificazione. Allora, i parametri d'oggi, tanti si sono dimenticati perché vogliono fare puramente politica. Si sono dimenticati che se viene approvato deve avere le carte in regola. Se viene approvato deve avere monitoraggio da parte degli enti preposti e non dal sindaco di Loreo. Se viene approvato deve avere tutte le carte in regola per avere un costante controllo e monitoraggio da parte degli enti competenti. Chi sono io a dire sì o no? Io mi meraviglio che tanta gente, sia quelli che sono andati davanti all'ente parco, in figura del fatto che lì si va a casa del presidente dell'ente parco a dire no all'impianto di depurazione, ma se vogliono devono andare davanti alla commissione tecnica della regione. Forse quello era il posto giusto per andare a manifestare. Questa qua è stata puramente una scenata politica di qualcuno che vuole fare il sindaco, che vuole fare il candidato sindaco a Portoviro, non il sindaco, il candidato sindaco a Portoviro. E adesso quello che è uscito domenica sui giornali, che è 30 anni, 40 anni che fa politica, mi viene a raccontare delle cose che nemmeno lui sa, perché non ho visto quell'articolo lì dove c'erano cose specifiche o attinenti ai contenuti di quello che è il procedimento dell'azienda. C'è solo tanto cinema intorno a questa cosa qua, perché fa